Oggi quindi si festeggia San Giuseppe come da tradizione. In molti posti della Sicilia si mangiano le tradizionali sfince. Ma vediamo come si preparano. Marcello Longo è andato in una pasticceria palermitana per assistere alla preparazione. Vediamo. Sì, buongiorno, ci troviamo nel laboratorio di una pasticceria che produce le tradizionali sfince di San Giuseppe da ben 35 anni. Il dolce tipico che non può mancare sulle tavole dei palermitani il 19 marzo, che è anche la festa del papà. E allora quale pasticceria migliore se non una gestita da padre e figlio? C'è con noi il Antonio Cipolla, maestro pasticcere, che da tanti anni fa questo lavoro, ha trasmesso questa passione. È una tradizione che va avanti. Sì, per fortuna ancora le tradizioni vanno avanti e vengono rappresentate dai dolci tipici della nostra terra, come la cassata per Natale e per Pasqua, il cannolo e la sfince per San Giuseppe. Vediamo quegli ingredienti della sfince di San Giuseppe. Sì. Si parte da un impasto. Sì, l'impasto è molto semplice perché è fatto da farina, uova, molte uova e strutto. Si deve sciogliere lo strutto nell'acqua, quando arriva a bollore si mette la farina, si fa un pastello e dopo viene ammorbidito con delle uova fresche. Il risultato è una frittella molto soffice. Sì, il risultato è una pasta abbastanza soffice che poi deve andare in frittura. Ok, poi questa viene guarnita, farcita o anche ricoperta a seconda della tradizione. Sì, dopo che viene cotta viene farcita con la ricotta. Si può farcire sia all'interno che all'esterno o solo all'esterno. Anticamente si faceva solo all'esterno, adesso si fa metà all'interno e metà all'esterno come quantità di ricotta. La ricotta deve essere tassativamente di pecora, delle nostre zone, a chilometro quasi zero. Ed è la stessa ricotta che si usa per i cannoli e la cassata? Sì, è uguale, è quella. Quindi stessa lavorazione. È la nostra ricotta siciliana che secondo me è unica al mondo come bontà. Ok, poi abbiamo le guarnizioni che servono alla fine, un po' per l'estetica, ma non solo, anche per il sapore. Per arricchire il gusto della sfincia ci sono le goccine di cioccolato che vengono messe nella crema di ricotta e la scorzetta d'arancio candita che dà quel diverso sapore, gusto quando si mangia la sfincia, la cannella immancabile, il pistacchio nostro e le ciliegie per dare un po' di colore rosso, per renderla anche più allegra come aspetto. Una gioia per il palato, ma anche per la vista. Ok, grazie Antonio. Adesso andiamo dal figlio, da Davide, perché c'è una fase delicatissima che è quella della frittura. Non bisogna rovinare l'impasto, bisogna avere quella consistenza unica delle sfince. Davide, qual è il segreto? Sì, intanto il pastello appunto di cui vi diceva mio padre poco fa deve essere fatto a regola d'arte, seguendo e rispettando certi criteri, e poi quando si va in frittura bisogna essere bravi a seguire con la temperatura dell'olio tutti i vari sviluppi che avrà la sfincia. Okay, quale olio e poi quanti minuti servono? L'olio per tradizione si usa lo strutto, anche perché si ha un risultato più asciutto finale rispetto a un altro olio di semi, e per circa 10 minuti dura la cottura di una sfincia. Okay. Anche l'origine del nome della sfinge in realtà richiama alla spugna, è quello il concetto finale. Perché appunto il risultato finale è quello di qualcosa di soffice e un po' spugnoso. Ci fai vedere come si frigge la vera sfincia di San Giuseppe? Adesso prendiamo l'impasto, Davide sa dosare a occhio la quantità giusta, ci spiegava poco fa che da un chilo di impasto si ricavano 18 più o meno, 17-18 sfince, che sono grandi comunque, molti le dividono ma i palermitani veri no. Okay. Questo è il momento della frittura che va seguito passo dopo passo, come ci diceva Davide. Ecco l'olio bollente. Nel momento in cui si saranno raffreddate si passerà alla fase finale della guarnizione della sfinge di San Giuseppe. Non possiamo aspettare la fine della frittura, ma possiamo mostrarvi qui il risultato finale che il 19 marzo su tutte le tavole dei siciliani, dei palermitani in particolare, è presente per San Giuseppe, per la festa del papà. E con questo è tutto, a voi la linea.